Domenica è sempre domenica speciale, medicina, rieccoci, ben trovati. E allora i nostri temi in medicina sono tanti, ne affrontiamo sempre di diversi in ogni puntata, però nella scorsa abbiamo affrontato un attimo quella che è la riflessione, quella che è l'etica, la morale legata attorno a quella che è la donazione degli organi. Abbiamo anche concluso dicendo che ognuno di noi si augura di vivere tantissimo, più a lungo possibile, per se stesso, per i figli, per la famiglia, però effettivamente potrebbe capitare ad ognuno di noi. Quindi diciamo che l'egoismo è la parola opposta a quella che è l'altruismo. Altruismo significa alter, altro, cioè quelle capacità, quei comportamenti che possiedono coloro i quali hanno la qualità morale di pensare al benessere dei propri simili. Quindi abbiamo affrontato con una psicologa che lavora presso il centro di rianimazione, di neurorianimazione di Palermo, come si affronta il dolore anticipato, il dolore improvviso, come si fa a comunicare a dei bambini che i genitori non ci sono più, come si fa a metabolizzare un'assenza. Bene, sono stati argomenti molto toccanti che ci hanno fatto riflettere e se voi avete visto la puntata avrete capito insieme a noi quanto sia importante aderire all'AIDO, all'Associazione Donatori Italiani di Organi, proprio per poter aiutare, sempre augurandoci di vivere più a lungo possibile, la continuità sia nella quantità che nella qualità della vita di chi non sta bene, come tanta altra gente, noi compresi. Ecco, questi sono stati argomenti molto profondi e quindi non dobbiamo dimenticare quando si fa zapping col telecomando di una conversazione così tanto ricca di sensibilità e di emotività. Questi sono, diciamo, i miei moniti per poter attrarre in qualche modo la vostra attenzione e, diciamo così, sensibilizzare sempre di più, oltre che la prevenzione, anche quello che fa capo alla nostra umanità, processi di umanizzazione, non soltanto da parte del medico nei confronti del paziente, ma anche da parte del paziente nei confronti del medico e di altri pazienti. Vi presento subito i miei ospiti in studio. Oggi con me il dottore Gaetano Geraci, direttore del servizio di epidemiologia ASP di Agrigento, e accanto al dottore Geraci il dottore Carmelo Sgarito, dermatologo. Bene, dottore Geraci, con lei sarà una bellissima battaglia di argomentazioni che devono veramente arrivare, perché a questo punto in senso lato siamo arrivati noi. Allora parleremo di vaccinazioni, parleremo di morbillo. Adesso noi vogliamo capire con parole semplici che cos'è questo virus e anzitutto, ma può colpire gli adulti oltre che i bambini? E perché? Spieghiamolo. Allora, diciamo subito che io innanzitutto ringrazio la dottoressa Carisi perché tiene sempre conto della prevenzione, mi invita spesso e quindi parliamo sempre di argomenti interessanti che interessano la prevenzione e interessano tutti. La vaccinazione antimorbillo, purtroppo negli ultimi anni noi abbiamo avuto un calo di adesione per quanto riguarda le vaccinazioni e questo ha portato inesorabilmente al verificarsi della malattia non solo nei bambini. Infatti dirò subito che una malattia esantematica tipo la varicella, cioè la rosolia. E si può confondere, vero? Sì, si può confondere. Poi ci sono delle abitudini magari di terminologie e quindi certe volte magari lo confondono e i genitori magari... però il discorso è questo si verificava prima quando c'era la malattia, ora fortunatamente da un po' di tempo non abbiamo più la malattia, però recentemente con il calo delle coperture vaccinali purtroppo ahimè abbiamo dei casi e l'anno scorso abbiamo avuto 12 casi di morbillo nella nostra provincia, localizzate nella zona di Memphis, Sciacca, e quest'anno invece siamo sulla zona di Ravanusa. Dottore Geraci, qualche anno fa è morto un bambino con il morbillo, non era stato vaccinato, o sbaglio? Praticamente è morto un bambino e, cosa grave, i genitori erano entrambi medici. Cioè praticamente è morto un bambino per le complicanze, perché di morbillo non si muore chiaramente, perché è una malattia esantematica della prima infanzia, lo era prima della prima infanzia, perché gli ultimi dati ci dicono che l'età mediana
del morbillo, perché in Italia ad oggi, alle 30 aprile, abbiamo avuto 1900 casi di morbillo. Sono tanti. Sono tantissimi e l'età mediana, dicevo, è 27 anni. Quindi addirittura stiamo parlando di giovani sì, adulti. Di giovani adulti. Noi abbiamo pure i bambini in minima parte perché sono vaccinati, oppure se sono bambini addirittura sono al di sotto dell'età in cui debbono essere vaccinati, perché poi parlerò anche della strategia vaccinale da affrontare quando c'è un'epidemia di morbillo. Dottore Geraci, terrorismo psicologico attorno alle vaccinazioni. Chi meglio di lei ci può spiegare cosa sta succedendo e la motivazione del calo delle stesse vaccinazioni? È conseguenziale? Eh sì, praticamente noi siamo qua a discutere di vaccinazione, abbiamo uno strumento importantissimo per quanto riguarda la prevenzione delle malattie infettive, però purtroppo ahimè, c'è molta confusione, c'è molta disinformazione, certe volte vengono anche create delle bufale sui social network e quindi ora l'informazione viaggia in modo molto veloce, però c'è una confusione totale per quanto riguarda questa informazione, addirittura io dico anche disinformazione. Si è partito con l'autismo collegato con il discorso del morbillo, poi si è visto che non era vero, era un medico inglese, e in quel caso abbiamo avuto un calo delle vaccinazioni e un aumento delle malattie con pure qualche decesso. E quindi questo è un discorso, diciamo così, creato ad arte, non lo so, però come il virus influenza, c'è qualcuno che ci specula, magari insinuano qualche dubbio sulle case farmaceutiche, però io posso affermare che le case farmaceutiche non hanno completamente interesse sui vaccini, i vaccini sono quei farmaci che praticamente rendono meno alle case farmaceutiche. Quindi perché oltretutto è un investimento enorme di tecnologia, di studi, perché per mettere in commercio un vaccino necessitano circa 20 anni. Quindi pensate cosa significa in termini di ricerca. Quindi il discorso è uno, che siccome noi con le campagne vaccinali che abbiamo fatto sono diminuite enormemente, addirittura abbiamo debellato il vaiolo, abbiamo debellato o quasi il polio, e determinati tipi di malattie infettive, però questo cosa ha fatto? Ha fatto diminuire la percezione del rischio della malattia e questa diminuzione di percezione del rischio fa in modo di dire vabbè, ormai non c'è più la malattia, quindi chi me lo fa fare vaccinare? Se poi ci mettiamo pure qualcuno che rema contro, infatti anche qualche collega è su questa scia, prova ne sia che un collega nel nord, non ricordo la regione, è stato cancellato dall'ordine dei medici perché praticamente era contro credo di Perugia fosse questo. No, di Perugia, era di Treviso, non lo so. Nord. Sì, era. Vabbè, quindi il sistema sanitario nazionale, dottore Geraci, il sistema sanitario nazionale ha messo in opera quello che era stato detto e scritto, cioè chi va contro i vaccini sarà fuori dall'ordine dei medici, così è stato, questo così è stato perché se uno è medico, se dico scientificamente deve dire le cose con scienza e coscienza, diciamo in questo caso, chiaramente quando si è contro qualche cosa che è stato già stabilito, che scientificamente dico io, che è stato stabilito, non è una mia opinione personale, che i vaccini hanno salvato tante vite e continuano a salvare tante vite e i vaccini dopo l'acqua potabile è la seconda attività di sanità pubblica come impegno e come, diciamo così, dal punto di vista, come valore dal punto di vista sanitario, cioè che cosa stiamo a parlare? A volte dice gli effetti collaterali, questo, quest'altro. Certo, ma io dico sempre, qualcuno quando piglia un farmaco, un'aspirina, una tachipirina, cioè
si chiede mai gli effetti collaterali? No, basta leggere il bugiardino e non prenderla più. Ma è cioè... chiaro, è tutto rischio, ma ci sono i vantaggi più che i rischi. Quelle sono percentuali bassissime di rischio. Esatto. Secondo me il rischio in certe situazioni, dottor Geraci, come lei sta ben dicendo, va messo da parte, non esiste nemmeno considerarlo. Le volevo anche dire un'altra cosa, qui siamo a Teleacres, non siamo a Report, però tutta l'Italia, noi compresi, sappiamo quello che è successo attorno alla vaccinazione nei confronti del papillomavirus. Dottore Geraci, abbiamo fatto tanto anche in queste trasmissioni per portare le mamme a vaccinare le ragazzine di 12 anni, pure i maschi, e adesso basta un'affermazione, una considerazione folle da parte di chi rientra in una trasmissione importante per causare tutto questo attorno al papilloma. Poi io dico una cosa, io ho osservato e ho rivisto quella trasmissione diverse volte, cioè praticamente era fondata sul nulla, cioè nel senso che poi uno si chiedeva la domanda, ma queste ragazze di che cosa soffrono? Qual è l'effetto collaterale di queste ragazze? Qual è stata la complicanza oppure l'effetto collaterale del vaccino? Oppure se c'è un nesso di causalità tra il vaccino e il coso? Cioè praticamente questo non si è colto minimamente. Quindi una televisione pubblica, importante, una trasmissione importante seguita, cioè che dà questi tipi di informazione e sono veramente delle disinformazioni. E poi noi magari in prima linea qua a vaccinare, nei centri di vaccinazione, chiaramente noi dobbiamo, non dico spiegare perché la gente ormai vuole sapere, noi cerchiamo di informare, formare, fare di tutto. Però viene a sapere le cose sbagliate. Però quando capita qualche cosa del genere, cioè proprio cadono le braccia, uno diventa impotente perché come mai è possibile che succedano queste cose? Però, dottore Geraci, ora noi qui non parliamo di politica assolutamente, però chi fa parte della politica diviene un personaggio pubblico e quindi deve anche sottostare un pochettino all'attenzione di quel che dice. Beppe Grillo è uno che praticamente ha incrementato la sfiducia nei confronti delle vaccinazioni. Allora, come si può permettere a chi non lavora nel campo, nel contesto sanitario, di poter fare affermazioni così gravi? Allora, vabbè, però le ha dette. Allora, io non voglio fare politica oggi. Assolutamente. E non voglio, perché magari uno se fa un'affermazione, lasciamo perdere Beppe Grillo, c'è il Movimento 5 Stelle. Il discorso è uno, che ormai chiunque si sente autorizzato a parlare di vaccini. Cioè, anche per racimolare un voto in più, oppure qualche cosa in più, praticamente si fa la qualsiasi per... praticamente questo il discorso secondo me è anche un discorso istituzionale. Esatto, bisognerebbe impedire a tutti coloro i quali non fanno parte del settore sanitario con responsabilità legata di dire queste cose. Io ritorno al discorso, per esempio, per quanto riguarda la trasmissione Report. Dico, la controparte. Cioè noi abbiamo, io sono igienista e sono fiero, un direttore dell'Istituto Superiore di Sanità che è Walter Ricciardi, un igienista. Cioè, dico, dare spazio alle persone competenti, dare spazio alle persone competenti per dare informazione. Se poi dobbiamo fare TV spazzatura, oppure dobbiamo aumentare l'audience, e quindi lo scopo nostro non è dare informazione, bensì aumentare l'audience, è un altro tipo di discorso. Ma questo lo dobbiamo fare solo le TV commerciali, non le TV statali. Quindi, è stata una grande delusione. È stata una grande delusione. Una grande delusione. Quindi quando c'è confusione, quando noi dobbiamo dare la corretta informazione, infatti io ora voglio ritornare al nostro argomento, perché noi siamo qua per dare corretta informazione. Giusto. Quindi il morbillo. Intanto il morbillo, dottore Geraci, un attimino, lei ha parlato di una malattia esantematica, colpisce i bambini, anche i giovani adulti, e ha parlato di complicanze, di sequele. Perché fa paura il morbillo? Allora, perché innanzitutto il morbillo rispetto ad altre malattie è altamente contagioso. Quindi significa che se noi abbiamo dei suscettibili, cioè delle persone che non sono state vaccinate, cioè praticamente queste se vengono a contatto con un caso di morbillo subito se lo beccano, cioè non lo scansano completamente. E poi ci sono delle complicanze abbastanza serie. Le complicanze sono, noi per esempio abbiamo dei casi per ora ricoverati,
abbiamo una signora, mi pare che ha un'età superiore a 30 anni, ha una polmonite multifocale. Cioè, dico, se ci sono delle patologie concomitanti, per esempio un diabete, cioè praticamente quella polmonite può essere letale. Cioè, oppure io ho pure per ora un bambino, non è stato ancora accertato sierologicamente, però secondo me certamente è morbillo. Cioè, questo bambino non lo abbiamo potuto vaccinare perché quando abbiamo intervistato la mamma che aveva avuto il morbillo, cioè questo bambino aveva la febbre e non l'abbiamo potuto vaccinare. Perché noi quando c'è un caso di morbillo cerchiamo di vaccinare tutti i suscettibili dei contatti che ci sono stretti. Iniziamo dalla famiglia, se c'è la scuola andiamo a scuola e così via. C'è un bambino, per esempio, di 9 mesi, noi che solitamente la vaccinazione la facciamo a 13-14 mesi, anticipiamo la vaccinazione per il morbillo. Questo bambino poteva essere vaccinato a 9 mesi, però purtroppo aveva la febbre e poi ha fatto il morbillo. Io spero tanto che questo bambino non abbia complicanze, però c'è una complicanza abbastanza seria, che è quella della panencefalite subacuta sclerosante. Parola difficilissima per dire il cervello viene coinvolto come se fosse una meningite, ecco, come se fosse una meningite che bene che vada può portare delle complicanze e quindi magari restare in vita, però può portare anche a morte. Certo. Cioè, quindi voglio dire, io qua non voglio fare terrorismo, voglio fare solo informazione e corretta informazione. E allora, questo vaccino, dottore Geraci, contro il morbillo è obbligatorio e di che cosa è fatto, visto che si ha paura di fare il vaccino perché c'è qualcosa di attenuato, forse? Ce lo spieghi lei? Allora, il vaccino sulla obbligatorietà, finalmente, abbiamo tolto il discorso dell'obbligatorietà per un semplice motivo, perché i vaccini, è uscito ultimamente, sono usciti i nuovi LEA. Allora, i vaccini e il piano nazionale vaccini è un nuovo LEA. Quindi significa che essendo livello essenziale di assistenza noi lo dobbiamo garantire a tutti. Sì. Quindi io non parlerei più di obbligatorietà perché è superata l'obbligatorietà. Perfetto. Cioè, poi per quanto riguarda il vaccino, è un vaccino vivo attenuato, non ha effetti collaterali, prova ne sia che noi, e chi lo fa questo su qualsiasi farmaco, noi distribuiamo a ogni vaccinazione un diario vaccinale, che se per caso c'è un effetto collaterale, questo diario vaccinale viene ritornato. Certo, quindi abbiamo la sorveglianza sulla vaccinazione pure. Allora, virus attenuato vuol dire che non è morto, potenzialmente capace anche di dare una affezione, una sintomatologia blanda, insomma. Sì, vabbè, può capitare, ma in rarissimi casi, ma solitamente non si verifica. Effettivamente non è capitato a nessuno. Non è capitato, È un trivalente, abbiamo la possibilità, e questa è una fortuna anche per quanto riguarda le vaccinazioni, di avere dei vaccini associati. Noi abbiamo un vaccino tetravalente, il morbillo, rosolia, pertosse e varicella. Adesso c'è la pertosse, allora sono 4? Sì, parotite, scusate, ho sbagliato. Però la pertosse è un nuovo vaccino. La pertosse fa parte dell'esavalente, c'è pure, però lo facciamo alla prima infanzia, quindi non confondiamo le idee. Sì, no, quindi morbillo, rosolia e parotite. Perfetto, parotite è trivalente più la varicella pure, quindi è un tetravalente. Perfetto. Ci sono 4 vaccini. Perfetto. Quindi con noi facendo una dose di vaccino a 13-15 mesi facciamo una prima dose e un richiamo, perché è importante fare la seconda dose a 5-6 anni. Se per caso c'è un caso di epidemia, se abbiamo diversi casi di morbillo, noi anticipiamo questa seconda dose a un mese dalla prima dose. Certo, quindi insomma c'è tutto un piano vaccinale ben curato, lavorato, studiato, è tutto per il benessere, per evitare ma io vorrei anche
perché siccome noi facciamo anche informazione e siamo molto chiari e trasparenti, cioè non vogliamo nascondere nessuna cosa, cioè quello che noi facciamo lo pubblichiamo. Abbiamo un piano attuativo, per esempio, per quanto riguarda il morbillo, cioè tutte le azioni che noi dobbiamo fare, ed è nel nostro sito. Qual è il sito? Lo diciamo? Basta nel nostro sito dell'ASP, c'è nella home page, c'è al centro c'è un quadratino in cui c'è news prevenzione. Cliccando là già ci sono tutte le novità per quanto riguarda la prevenzione. Per ora c'è l'emergenza morbillo, abbiamo messo il morbillo. Abbiamo messo pure una bella foto per quanto riguarda il morbillo, perché qualcuno ha dimenticato cos'era il morbillo. Esatto. E allora, dottore Geraci, ma si può parlare di epidemia di morbillo? Per ora io sono un po' preoccupato, per la verità, perché negli ultimi anni abbiamo avuto un calo delle coperture vaccinali. E cosa succede con la vaccinazione? Se noi raggiungiamo il fatidico 95% delle vaccinazioni possiamo stare, dico, tranquilli. E se invece questa soglia non la raggiungiamo, cioè abbiamo una percentuale della popolazione che è scoperta. È la cosiddetta immunità di gregge, cioè nel senso perché uno quando si vaccina oltre che per proteggere se stesso, anche per proteggere la comunità, cioè anche un fatto sia soggettivo che anche altruistico. E quindi facendo la vaccinazione con il morbillo, cioè qualsiasi vaccinazione, noi che facciamo? Se ci vacciniamo tutti, il virus o il batterio non può circolare e quindi praticamente ha una barriera e quindi non c'è la malattia. Invece se noi per esempio su 100 persone abbiamo 10 suscettibili, poi magari di un altro anno abbiamo altri 10 suscettibili, quindi diventano 20 e così via, cioè praticamente aumentano il numero dei suscettibili, cioè delle persone suscettibili sono coloro i quali sono scoperti verso la malattia e quindi possono fare la malattia. E quindi essendo che ci sono questi suscettibili, cosa succede? Che il virus circola facilmente. Poc'anzi dicevo che il morbillo è una malattia altamente contagiosa, e quindi subito uno viene contagiato. Infatti ho fatto delle direttive, cioè abbiamo dato delle direttive anche ai nostri colleghi dei presidi ospedalieri, perché è importante preservare anche la salute degli operatori sanitari. È giusto. E quindi, dottore Geraci, allora la gente chiede, ci sono troppi vaccini, troppi inoculi di tante cose nel nostro corpo, ma il sistema immunitario non si confonde a rispondere a tutti questi vaccini? Allora, è molto semplice la risposta. Il bambino appena nasce ha molti insulti dalla parte del mondo esterno. Poi non parliamo quando inizia lo svezzamento, quando inizia a mangiare, quando inizia ad uscire, quindi c'è tutta l'età scolare, quando inizia a toccare gli oggetti. Cioè siamo circondati da, diciamo così, non dico da patogeni, ma da germi in genere che ci sono, e il nostro organismo ha la fortuna di rispondere benissimo. I vaccini rappresentano come stimolo neanche una minimissima parte di tutti gli stimoli che noi riceviamo, questo lo dico in modo molto semplice, da parte del mondo esterno. Quindi i vaccini non rappresentano quasi niente, poi sono altamente purificati e stimolano il nostro sistema immunitario in modo molto chirurgico e specifico. Poi abbiamo dei vaccini che sono combinati. Abbiamo l'esavalente, ci sono 6 vaccini, quindi con una puntura già facciamo. Dice, ma certuni dice, ma non è pericoloso tutti questi vaccini, tutte queste cose? No, perché praticamente c'era, e lo ricordo, un pediatra che è morto, il professore Bartolozzi, che era un'eccellenza per quanto riguarda la pediatria, che diceva sempre 2 vaccini è meglio di 1, 3 è meglio di 2 e così via. Quindi perché anzi c'è una risposta immunitaria migliore e quindi il vaccino, diciamo così, è più efficace. Certo, perché l'organismo si tutela quando verrà ad incontrare quel tipo di batterio, di virus che sia, e si saprà difendere. Avrà la sua carta anatomica di quel virus e saprà come combatterlo e non rimane impreparato quando viene a contatto. Allora,
Un ultimo messaggio a chi ci ascolta: nel caso in cui un genitore dovesse notare qualcosa di simile, un'esante, ma c'è una macchia sulla cute che può sembrare una malattia attribuibile anche alla rosolia, e magari non lo è perché il morbillo può essere confuso, cosa deve fare? Allora, quando c'è un rialzo termico febbrile, quando c'è, perché il morbillo inizia con dei puntini dietro le orecchie, quindi nel volto, che poi si estende a tutto il tronco e quindi agli arti. Cioè, quando c'è questo tipo di sintomatologia, già subito bisogna avvisare il medico, che sia esso il pediatra, che sia esso Il medico di famiglia. il medico di famiglia, perché è importante attivare subito la sorveglianza. Noi attiviamo subito la sorveglianza, facciamo fare un esame di urina, lo mandiamo al centro di riferimento regionale, ma oltre a questo è importante pure preservare tutti quelli che sono attorno, quindi noi controlliamo lo stato vaccinale di tutti quelli che sono attorno, li vacciniamo, sì, li vacciniamo e per esempio se è un bambino che va a scuola interessiamo la scuola e quindi vacciniamo la scuola, oppure se è un adulto che frequenta un determinato ambito lavorativo vediamo di intervenire se ci sono suscettibili e quindi cerchiamo di vaccinare e prevenire così la malattia, perché dico prevenire si dice è meglio che curare, però in questo caso, oltre che meglio che curare, è essenziale perché rischiamo veramente quando c'è una patologia del genere. Dottore Geraci, un'ultima domanda. Chi sfortunatamente non può accedere alle vaccinazioni? Allora, io dico, questo discorso mi ha fatto una domanda perché effettivamente ho dimenticato una cosa importante. Allora, noi ci dobbiamo vaccinare, dicevo inizialmente, per noi stessi e per istituire quell'immunità di gregge, ma anche per quelle persone sfortunate che non si possono vaccinare e che noi dobbiamo tutelare. E noi dobbiamo tutelarli in questo modo, perché se noi ci vacciniamo tutti e c'è un soggetto che non può essere vaccinato per motivi particolari, perché è immunodepresso oppure perché ha delle patologie particolari per cui è sconsigliata la vaccinazione, noi come lo possiamo tutelare? Non lo possiamo tutelare vaccinando perché non lo possiamo vaccinare, lo possiamo tutelare semplicemente facendo attorno una barriera che noi tutti siamo vaccinati. Dottore Geraci, è caduto a pennello la mia premessa all'inizio della trasmissione quando ho detto altruismo, dal latino alter, altro, pensare agli altri. Ecco, sì. Queste sono qualità morali che purtroppo, devo dire, non tutti posseggono, ma noi cerchiamo di farla venire fuori, no? Questa sensibilità. Cerchiamo di trasmettere. Ci proviamo con la informazione, dottore Geraci. Di lanciare questi messaggi. E poi dico sempre, quando ci sono dei dubbi, non ne chiedete al vicino delle casse o al web oppure su Facebook e così via. Sì. Io consigliatevi da chi è tenuto a dare scienza, che è il medico oppure un operatore sanitario. Cioè non andate così a caso, io sono convinto di fare questo perché me l'ha detto l'amica o perché ho sentito dire questo. Esatto. Cioè è assurdo. Le vaccinazioni non dobbiamo farci distogliere dalla retta via oppure andare in confusione, perché il discorso è molto semplice. Noi siamo tempestati di notizie, cioè arrivano da tutte le parti. Uno deve discernere quella giusta e quella sbagliata, però per discernere bisogna vedere la fonte. La fonte è importante. Grazie, dottore Geraci. E allora, dottore Carmelo Sgarito, in realtà ci discostiamo, ma alla fine non tanto, e poi vedremo anche perché. C'è un'altra patologia che fa tanto male, E io comincerei con una domanda: ma questa patologia, se io non ho avuto la varicella, posso farla? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'herpes zoster, che è la cosiddetta varicella dell'adulto, che non è possibile assolutamente poter avere nel caso in cui non si fosse contratta in età giovanile o in età scolare la varicella. Attenzione, dottore Sgarito, io ho avuto la varicella a 37 anni. Anche in età più avanzata. Io ho visto fino a circa 20 giorni fa una signora di 40 e passanni con una varicella. Quindi per tornare proprio al discorso della utilità assoluta dei vaccini,
dico, apro una parentesi e la chiudo immediatamente, mi pare veramente anacronistico ancora oggi cercare di fare una battaglia per sensibilizzare la gente a vaccinarsi quando avevamo quasi sconfitto le malattie infettive, stiamo diciamo così tornando quasi indietro, veramente, con assurdo. anche l'aggravarsi diciamo di quella che è l'ondata migratoria che ha portato anche nuove malattie, quindi pare veramente un discorso assolutamente antistorico. Comunque, e ricordiamolo, fra chiudiamo. queste la sifilide e la tubercolosi. La tubercolosi, E per questo esempio, lo dobbiamo ricordare. E allora, la l'herpes scabbia e zoster. così via. Dunque, dottore Sgarito, per chi ci ascolta, se io non ho avuto la varicella da adulto non potrò fare l'herpes zoster, c'ho fuoco di Sant'Antonio, assolutamente giusto? sì. Sì, è un concetto fondamentale, penso che siamo partiti dal concetto diciamo giusto. La persona che sviluppa lo zoster necessariamente ha avuto la varicella. Lo zoster quindi è diciamo una patologia che non è altro diciamo che la riproposizione ecco, in forma adulta della stessa varicella. Stiamo vedendo le immagini. Come si presenta infatti, anche con l'ausilio delle immagini è più facile spiegarlo, mentre la varicella ha, come le malattie esantematiche, come il morbillo, come altre patologie, ha una disseminazione diffusa, generalizzata sul mantello cutaneo, lo zoster invece è una malattia cosiddetta dermatomerica, cioè interessa un distretto cutaneo, un dermatomero, e quindi in quella fascia viene a determinare una infiammazione della cute ma anche del nervo sottostante. Non è altro che, per tornare al concetto fondamentale da cui siamo partiti, una riattivazione di un virus, che è il virus della varicella, che rimane allo stato quiescente nei gangli nervosi e che per situazioni contingenti che possono essere per esempio il post chirurgico, dopo un intervento chirurgico, o dopo per esempio situazioni che prevedono un calo delle difese immunitarie o tipo dopo delle diete abbastanza drastiche o nelle persone anziane allettate, questo virus, cioè il virus della varicella, si riattiva e la riattivazione determina questo focolaio che stiamo vedendo attraverso gli schermi. Il focolaio è assolutamente tipico per chi sa leggerlo, tra virgolette, nel senso che si presenta con una chiazza eritematosa più o meno vasta caratterizzata da vescicolazione, che è il segno, diciamo così, che caratterizza la patologia. Queste vescicolazioni sono a grappolo cosiddette, quindi si raccolgono. Dove si raccolgono solitamente? Quali sono le zone del corpo più colpite? La zona più colpita è il tronco, ovviamente la schiena. Molto spesso lo zoster parte diciamo, dalla regione toracica e va a girare fino alla spalla o fino alla zona diciamo, lombosacrale se colpisce il nervo più basso. Può colpire però qualsiasi distretto e una delle foto che ha mostrato appena la regia colpisce per esempio il nervo trigeminale coinvolgendo anche l'occhio. Io ho visto tanti casi di questo tipo, quindi diciamo un coinvolgimento oculare che poi può avere anche delle conseguenze nefaste sulla capacità visiva. E il fatto che siano coinvolti i nervi comporta dolore? Appunto, il fatto che diciamo, che coinvolga il nervo è un fatto che determina fondamentalmente il dolore. Tant'è vero che nel 5% dei casi, 4-5% dei casi, addirittura ci sono forme di herpes denominate herpes diciamo, zoster sine herpete, cioè patologia zosteriana senza l'herpes, cioè a dire un dolore esclusivamente nevralgico senza la presenza dei focolai cutanei. Questa diagnosi non è facile perché non vediamo assolutamente diciamo, sulla pelle neanche alcunché, un rossore, neanche un rossore, ma il dermatologo, comunque il medico specialista chiamato in causa, se ha un po' di esperienza può risalire facilmente a quella diagnosi, anche perché molto spesso, e lì veramente l'occhio clinico fa la differenza, qualche piccolo gettone, tra virgolette, qualche piccola bollicina magari si intravede e probabilmente è l'unica espressività cutanea della patologia. Dottore Sgarito, nel caso dell'herpes zoster, cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, ci si rivolge al dermatologo? Sì, prima ci si rivolgeva al santo e da lì viene anche questa denominazione. Fuoco di Sant'Antonio è una patologia attorno alla quale c'è una, come dire, una bellissima storia, diciamo, fatta di
leggende o comunque di tutto quello che comporta, appunto, ha comportato la denominazione. Cioè non è il nostro Sant'Antonio, No, 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 spieghiamolo, infatti, è un altro. è un altro Sant'Antonio, è un Sant'Antonio che è di origine egiziana, credo addirittura nato, vissuto intorno al 300 d.C., era di origine egiziana, peraltro era un pagano che poi si convertì al cristianesimo, ma era noto soprattutto per le capacità, diciamo, di taumaturgo che aveva. Sì. E la cosa particolare, perché c'è tutta una storia iconografica molto bella attorno a questa, che io parzialmente, insomma, conosco. Questo diciamo, monaco era raffigurato in molte, diciamo, in molte opere con un maialino e sull'altra mano teneva invece il fuoco. Praticamente diciamo, era il protettore, ecco, degli animali, e al contempo si diceva nella leggenda essere il protettore degli incendi che potevano devastare diciamo così, i campi o i luoghi dove gli animali erano assipati. Per esempio, dottore Sgarito, io della storia ricordo di aver letto tanto tempo fa, posso anche sbagliare, anche un'altra versione, cioè che lui fosse colpito dalla malvagità del demone che lo infuocava e lui era costretto a subire questo fuoco e poi insomma ritornò come prima. Allora da lì, ecco, anche questa è un'altra, ma ce ne sono anche altre, però diciamo la storia, diciamo l'aspetto più probabilmente più realistico, più vero, è che diciamo, di questo eremita, che alla fine era un eremita, una volta che vennero conosciute le sue capacità taumaturgiche, alla fine divenne un vero e proprio quasi divulgatore di messaggi parascientifici, per cui molta gente si rivolgeva a questo santo e così ancora, e così invoca per questo santo la guarigione, perché tornando al concetto che dicevi, è una patologia che determina una sintomatologia algica molto molto importante, molto significativa. La sintomatologia algica addirittura algica significa il dolore, dolorosa? Sintomatologia dolorosa, urente talvolta, cioè bruciore, che veramente talvolta ha anche diciamo, un aspetto invalidante. Io ne vedo parecchi di queste situazioni, ma parliamo, se vogliamo fare anche delle statistiche, come dire, anche diciamo così abbozzate, io arrivo a vedere anche 4-5 casi al mese di patologia. Addirittura sono tanti. Di patologia, sì, erpetica, che si è probabilmente anche rimessa in moto, probabilmente anche negli ultimi anni, perché la sto riscontrando con più frequenza proprio anche negli ultimi periodi, negli ultimi mesi. Ripeto, la condizione del dolore è una condizione importante, tant'è vero che passata la fase cutanea, tra virgolette, cioè scomparse quelle vescicole che noi possiamo vedere, rimane il dolore che il paziente viene a riferire anche quasi dopo, settimanalmente. Cioè, dottore Sgarito, da quello che noi stiamo capendo, cioè si attua la terapia farmacologica che va a far sparire le vescicole ma non il dolore. Bravissima, si attua questa terapia che è una terapia antivirale. La terapia antivirale, tu sai benissimo che non esiste, nel senso che non possiamo noi eliminare il virus, noi possiamo semmai diciamo, attivare dei meccanismi che bloccano o che comunque rallentino l'attività replicativa di questa particella virale, così che la patologia possa avere un decorso più rapido. Certamente la terapia antivirale è significativa, agisce probabilmente riducendo i tempi dell'eruzione cutanea o comunque limitando l'espansione delle vescicole, però chiaramente se ci sono delle situazioni che interessano il nervo, la terapia virale, oggi si usa il Brivudin, che è una delle ultime molecole, oltre alla ciclovir, il famciclovir, tutte queste molecole che hanno la loro azione, però se c'è una compromissione del nervo, chiaramente lì bisogna agire con altri farmaci. Qui parliamo di farmaci antinevritici, parliamo di farmaci antidolorifici, somministrati anche a dosaggio molto, molto importante, perché appunto il dolore molto spesso non cessa. E chiudo dicendo che alcune scuole di pensiero assolutamente brillanti, a mio modo di vedere, poi qui entra in ballo anche l'opinione, vogliono somministrare accanto all'antivirale contemporaneamente anche il prednisone e il cortisone, soprattutto nei soggetti di età
avanzata o soggetti debilitati, proprio per avere un'azione di freno molto più incisiva su quello che è poi il dolore nevralgico che consegue al post. Se funziona, non devasta, perché può no? funzionare, Dottore Sgarito, può funzionare, chiudo la parentesi, può funzionare. Se non dovesse funzionare ci sono anche altri presidi che oggi utilizziamo, i vari antinfiammatori, i vari antinevritici, l'acido alfa-lipoico e così via, ma quello che è importante e che io faccio anche costantemente con i miei pazienti è far capire al paziente che il dolore non può passare nell'arco di poche settimane, probabilmente ci vorrà un po' di più, quindi bisogna avere anche la pazienza di attendere che il nervo lentamente riprenda la sua normale attività. Qui si utilizza anche la vitamina B, per esempio, che può venire incontro, però far capire al paziente che il miracolo, insomma, Sant'Antonio non lo può fare. Allora, a noi è sembrato di capire dalla sua spiegazione ampia e ben descrittiva che questi virus della varicella, che poi si svincolano in altri tipi di genere e di sintomi, abbiano la caratteristica di andare a dormire in quiescenza, come ha detto lei, poi ad un certo punto un risveglio per senso fisico, emotivo, quello che ha spiegato, ripercorrono la via dei nervi e si vanno a localizzare più o meno nella zona che a loro interessa. Per quanto riguarda l'herpes zoster abbiamo detto anzitutto il tronco, ma anche il viso, a quanto pare. Però c'è anche a questo punto un altro virus dormiente che cambia zona ma è sempre presente, adesso in estate viene fuori, che è l'herpes labialis, l'herpes simplex. Esatto. Ma cosa devono fare questi giovani ragazzi che oggi sono tutti purtroppo condannati a questa bruttura sul labbro superiore o sul labbro inferiore? Anche lì fa parte di questa famiglia, è sempre lo stesso, no? In qualche modo. È anche un tasto molto importante, il virus labialis, l'herpes labialis fa parte sempre della famiglia degli herpes viride, quindi è diciamo dentro quella famiglia. L'herpes labialis è un herpes che colpisce molto più frequentemente dell'herpes zoster, diciamo non è assolutamente correlato alla varicella, perché quello è un virus a sé stante. Sì. È comunque un virus dal facilissimo contagio, la cosiddetta malattia del bacio, così veniva chiamata un tempo, si contagia facilmente per contatto. Ma da un punto di vista diciamo, del contrasto alla patologia, ancora lì siamo come dire, con poche armi. Si utilizzano antivirali topici, ma devo dire con estrema chiarezza che funzionano pochissimo, cioè la ciclovir a crema, tanto per dire, che è il dispositivo più frequentemente utilizzato. In quei casi si possono, nei casi in cui per esempio ci siano persone con la presenza, con diciamo, la comparsa spesso frequente di questo problema, si possono utilizzare degli immunostimolanti che in alcuni casi funzionano, in altri meno. Durante la patologia o come prevenzione? No, come prevenzione, oppure si può utilizzare la ciclovir, cioè la molecola, nel momento in cui viene fuori, la stessa molecola che si usa per lo zoster a dosaggio rimodulato, diverso, più basso. Però anche lì posso dirti, molto spesso si utilizza a mo' di vaccino, cioè anche per qualche annetto, ma il risultato non è spesso diciamo, garantito. Il fatto che sia anche in concomitanza col sole la casistica aumenti è assolutamente vero. Uno dei fattori che fa aumentare l'incidenza di questa patologia infettiva è anche il caldo eccessivo. Sì, perché a quanto pare i raggi solari vanno a ledere queste cellule dove sono annidati. Bravissimo. E loro per proprio lesione cellulare escono, si fanno il giro buccale, un giorno qui, un giorno lì. Insomma, diciamo che sono virus approfittatori di un momento o di benessere quale quello dell'estate, del sole o quello dello stress psicoemotivo. E a proposito di estate, dottore Sgarito, io grazie a lei da un anno e anche più, alla fine della trasmissione mando un video che ha riscosso tantissimo successo e che vedremo anche oggi alla fine della puntata, per la prevenzione di quello che da un vezzo, da un qualcosa che di bello appare nel nostro corpo, nel nostro viso, potrebbe diventare, ahimè, qualcosa veramente di serio e di grave, fino alla morte, potrebbe portare alla morte, il melanoma. Ecco, qualche cosa, siamo in prossimità della bella stagione, dottore Sgarito, diamo dei consigli importanti. Qui devo anche ringraziarti, perché è un messaggio importantissimo.
Stiamo parlando di una patologia che nell'ultimo decennio ha conosciuto un'escalation drammatica, con anche casi di mortalità in età anche giovanile assolutamente gravi e assolutamente da evitare, perché si diceva e si continua a dire, io lo continuo a dire spesso ai pazienti, una delle poche patologie neoplastiche che si possono leggere, tra virgolette, sulla pelle è il melanoma. Se non leggiamo neanche quello è veramente, diciamo, così, insomma, non ne vale la pena, insomma, è una patologia che può essere assolutamente pescata in epoca precoce. Lo stiamo vedendo. Cos'è il melanoma? Il melanoma è un tumore della pelle, purtroppo un tumore mortale, che molto spesso, quasi sempre, nel 90 e passa per cento dei casi, prende il via da un nevo preesistente. Un nevo preesistente che modifica le sue caratteristiche morfologiche o di colore o di forma o di dimensione, per cui questa, diciamo, lesione che può sembrare alla prima osservazione, soprattutto da un occhio non esperto, può sembrare un banale elemento cutaneo. Beh, questo tanto banale non sembra. No, quelli che vediamo vedendo, sono dei casi di melanoma. Li ho fatti vedere proprio per capire anche le irregolarità del colore che ci sono. Allora, quali sono le caratteristiche di un nevo che comunque sta degenerando e che non è a questo livello così tanto? Ecco, per esempio già questo, questo no? è un melanoma. Questo è un melanoma e lì lo vediamo da intanto la simmetria. Se la lesione viene divisa in due metà, vediamo che le due metà non sono assolutamente simmetriche, i margini sono indentati, cioè i margini sono praticamente frastagliati, c'è una colorazione variegata, come puoi vedere, sì, ci sono proprio colori che variano dal nero al marrone chiaro al marrone scuro, e poi le dimensioni, verosimilmente questa era una lesione piccola che poi nel tempo si è espansa. I segnali sono quelli: se un nevo che inizialmente sembra avere la sua regolarità, la sua forma rotondeggiante, i suoi 3, 4, 5 mm di standard, comincia ad avere delle modificazioni sia relativamente alla sua forma, per cui cambia, sia relativamente alla dimensione, per cui si estende, sia qualche anche cenno di variegatura di colore che comincia a comparire, l'obbligo del paziente è quello di sottoporlo all'attenzione dello specialista, e lo specialista deve assolutamente, diciamo, provvedere alla asportazione, anche a scopo preventivo. Ma il colore, il marrone scuro per esempio, no, desta preoccupazione? Il blu, il nevo blu, esiste? Sì, esiste. Allora, per evitare di generare confusione, ed è giusto dirlo, sì, esiste una famiglia smisurata di nevi, veramente numerosissimi nevi. Bisogna partire da un principio cardine. Siamo partiti poco fa dallo zoster dicendo che dà dolore. Il melanoma è un tumore che parte da un nevo. Al 99% dei casi si tratta di un nevo piatto, pianeggiante, cioè di un nevo epidermico, non rilevato sulla pelle, perché molto spesso vengono la per persona, dire, oh, questo nevo esatto, è più impressionata dalla presenza di un nevo voluminoso o vegetante o a cavolfiore, come lo vogliamo chiamare, ma il nevo pericoloso è quello piatto, quello impalpabile, cioè che non si riesce a palpare. Una macchia, ecco, quella macchia che dapprima è orizzontale e che cresce magari in senso orizzontale, ad un certo punto per modificazioni del DNA questo meccanismo di crescita orizzontale diventa una crescita verticale che fa sì che queste lesioni neoplastiche, queste cellule, comincino a invadere la parte bassa dell'epidermide fino al derma, cioè possano, diciamo, andare lentamente a conquistare gli strati più profondi della pelle. E questa è una bellissima diapositiva che mostra proprio come quelle cellule vanno lentamente, diciamo, conquistando i livelli più bassi, e più questa diciamo, lesione si fa strada in basso, più la prognosi diventa gravissima. Se noi riusciamo a togliere un nevo sospetto, anche se quello non è un melanoma, noi dobbiamo togliere il nevo che ha le potenzialità per diventare il melanoma. Poi magari non lo diventerà mai, ma il compito è quello di eliminare la lesione, perché nessuno ci dice se quella è una lesione che può fare quel tipo di tragitto o se si ferma alla crescita orizzontale. Quello è il messaggio fondamentale. Ecco, quello deve arrivare. Ecco perché
i nevi vanno osservati prima della stagione estiva, perché uno dei fattori che scatena la eventuale trasformazione è il sole. Il sole è uno dei fattori di rischio, per cui la visita preventiva prima dell'estate è fondamentale. Maggio è il mese della prevenzione, infatti oggi cade a pennello la trasmissione e attraverso, diciamo, tante come dire, istituzioni, dal volontariato alla stessa ASP, anche ai medici dermatologi spontanei, diciamo, che insegnano a conoscere questa attività di prevenzione nel mese di maggio veramente conosce un risveglio importante, e si invitano le persone proprio a fare una mappa dei nevi, cioè un controllo, un monitoraggio che poi verrà fatto eventualmente nella stagione post estiva, proprio per valutare se ci sono delle anomalie per cui bisogna intervenire. Allora, dottor Sgarito, brevemente questa risposta per tranquillizzare le mamme. Ci sono bambini che hanno un piccolo neo, per esempio, sulla regione anteriore della coscia della gamba. Diciamo, il neo cresce col bambino, quindi può diventare grande quando il bambino diventa giovane adulto. Non c'è da preoccuparsi. Assolutamente no. È giusto, questo è giusto dirlo alle mamme. I nevi sono formazioni che comunque crescono con la crescita del paziente, con la crescita dell'individuo. Non è che una crescita diciamo dimensionale è allarmante, perché se l'individuo cresce è normale che il nevo cresca. Deve essere chiaramente anche visto da un occhio esperto, ma quello che deve, diciamo, muovere l'attenzione anche del paziente stesso o della mamma, del papà, di chi osserva i propri figli, sono queste modificazioni anche dell'aspetto del nevo, che molto spesso appunto cambia il colore o cambia la morfologia al di là delle dimensioni. Quindi se ci sono modificazioni in senso cromatico o in senso morfologico, cromatico significa di colorazione, di colore, diciamo, fare un salto dallo specialista e sottoporlo all'attenzione mi pare che sia una cosa il minimo. Grazie dottore Sgarito. Allora abbiamo concluso. Un messaggio a chi ci sta ascoltando, visto che siamo lì per la tinterella estiva. I raggi del sole fanno danno al DNA cellulare. Salviamoci la pelle è lo slogan che, diciamo, corre in queste settimane di prevenzione. Il messaggio che io posso lanciare è quello: fate prevenzione, nel senso che non c'è bisogno di lanciare messaggi terroristici. Il sole è una fonte di vita assolutamente importante, ma prima di esporsi al sole un monitoraggio va fatto. Non solo, in spiaggia come comportarsi. L'abbronzatura si riesce lo stesso a raggiungere gradualmente mediante anche l'utilizzo delle creme protettive, che da un lato proteggono, che da un lato consentono una colorazione graduale e corretta, dall'altro possono anche sventare rischi di mutamento di qualche nevo. Quindi portatevi la crema solare, utilizzate uno schermo alto, poi via via, nel momento in cui la pelle gradualmente si abitua al sole e si va pian piano colorando, si può passare da una crema ad un filtro alto, ad una protezione alta, a una crema a una protezione media. Ma comunque quello che va detto è: il controllo dei nevi è importante. Il melanoma è una patologia mortale. Se noi la peschiamo, andiamo a vedere quando ormai questo nevo ha raggiunto gli strati profondi del derma, quindi non è più nell'epidermine ma è in fondo, anche la stessa asportazione chirurgica non risolve il problema. Allora, non è per fare allarmismo, però diciamo il melanoma è uno dei tumori per il quale si muore. Ecco, non c'è salvezza nel momento in cui scende giù negli strati profondi dell'epidermide. Grazie dottore Sgarito. E allora, dottore Gaetano Geraci, l'Italia, paese di cultura, di emancipazione, comunità europea, e l'America dice: se andate in Italia state attenti al morbillo. Cioè, ma perché ci dovevamo meritare questo, dottore Geraci? Vabbè, perché c'è poca attenzione da parte dell'istituzione, secondo me. Perché abbiamo subito il federalismo sanitario, c'è stato un periodo in cui abbiamo avuto e abbiamo ancora tuttora 21 calendari vaccinali,
ora finalmente c'è con l'introduzione dei nuovi LEA e con il piano nazionale vaccini ci stiamo adeguando ad avere un calendario vaccinale unico in Italia. Messaggio alle mamme. Allora, io innanzitutto voglio approfittare qua anche del discorso che ha fatto il dottore Sgarito per quanto riguarda l'herpes zoster. Bene. Noi abbiamo un'arma importantissima anche per l'herpes zoster che è il vaccino. C'è un nuovo vaccino, l'abbiamo introdotto da poco nel nostro calendario vaccinale, è in programma c'è un'attività di divulgazione della vaccinazione per lo zoster. Faremo una campagna nel senso che inviteremo attivamente alla vaccinazione tutti coloro i quali abbiano 65 e 75 anni di età. Quindi già parliamo di una fascia d'età differente per lo zoster, per il fuoco fuoco di Sant'Antonio. Sì, questo in modo che nell'arco di 5 anni avremo la fascia d'età che va da 65 a 75 anni coperta e dopo magari continueremo solo con un anno di nascita. Dottore Giorgi, scusi se la interrompo, del resto 65-70 anni, spesso l'anzianità non consente di prendere i farmaci che dovrebbero essere presi per l'herpes zoster, che è molto doloroso, quindi una prevenzione in tal senso per gli anziani è molto importante, non tutti poi sono idonei ad effettuare la terapia, il dolore è insomma lancinante. Esatto. Cioè perché magari ci possono essere delle patologie concomitanti per cui magari il paziente, l'utente si trova ad avere altre difficoltà. Quindi diciamo anche per chiudere il discorso dello zoster faremo questa campagna, questo programma di vaccinazione straordinario per quest'anno, ma poi sarà ordinario, in modo che divulgheremo questa vaccinazione anche presso i colleghi che non sanno di questa vaccinazione, quindi interesseremo innanzitutto queste due fasce d'età 65-70 anni per il fuoco di Sant'Antonio. Per il fuoco di Sant'Antonio e i soggetti a rischio da 50 anni in su. Dottore Geraci, ma i vaccini salvano la vita? I vaccini salvano la vita e come se salvano la vita? Praticamente vediamo, ne pigliamo atto dal fatto che prima, negli anni, non lo so, durante il dopoguerra, durante la guerra, perché nella guerra non si vaccina, cioè si moriva di malattie infettive. Esatto. Ormai è raro morire di malattie infettive. Quindi il mio appello per il morbillo, perché abbiamo parlato di morbillo, è quello di innanzitutto chi non è vaccinato di vaccinarsi. Principalmente chiaramente i bambini, ma anche gli adulti. Se non hanno avuto la malattia o non ricordano di aver avuto la malattia, nell'incertezza vaccinatevi. Poi è importante fare pure la seconda dose. Chi non l'ha fatta a 6 anni c'è sempre tempo per fare la seconda dose, non scade. Meglio di così, dottore Geraci. E quindi... Ma poi per sapere se uno ha avuto il vaccino si può fare un prelievo e cercare gli anticorpi specifici. Non è necessario. Non è necessario. Anche se dovesse averlo avuto può fare il vaccino. È meglio saperlo se l'ha avuto o meno, no? Sì, però siccome noi abbiamo un vaccino tetravalente, di queste 4 malattie magari ce n'è una che è scoperto, cioè praticamente noi offriamo il vaccino gratuitamente. E quindi meglio. E allora, dottore Geraci, che posso dirle? Che noi ci rivedremo sicuramente a ottobre, a novembre per parlare del vaccino antinfluenzale. Sì. Anche lì c'era stato un calo che adesso stiamo insomma facendo rialzare piano piano. Grazie a lei, al servizio di epidemiologia di Agrigento, grazie al dottore Sgarito, sempre puntuale in queste trasmissioni, a prevenire e prevenire sempre, soprattutto scongiurare malattie verso le quali poi non c'è un ritorno e non si può poi piangere più di tanto, perché noi ci siamo. L'informazione c'è, la comunicazione esiste, gli specialisti pure, non si può morire nel 2017 per patologie per le quali ormai sappiamo quasi tutto, mi pare, no? Sì. Bene, e allora grazie, io vi lascio adesso con il video che portò qui il dottore Carmelo Sgarito, che ci fa compagnia da tantissimo tempo in tutte le puntate. Guardatelo per bene, guardate quali sono le zone un po' più a rischio dove il neo vezzo di bellezza può anche diventare pericolosissimo, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck
good times. I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain, I'll be by